Il bullismo è una fragilità che attanaglia chiunque di noi, che potrebbe attanagliare chiunque di noi e in maniera esponenziale io credo che sia una realtà talmente tanto vasta e pervasiva e proprio per questo facciamo fatica anche ad accorgerci di quanto sia invalidante, proprio per la pervasività e la connotazione di normalità che sta assumendo. Oggi si è parlato di violenza sulle relazioni, che è un argomento che vale a 360 gradi, si può applicare in ogni ambito. È stato importante partire da qui, ma verrà esportato anche al di fuori e deve essere un oggetto di scambio attraverso tutte le iniziative che ci possono essere, attraverso tutti gli enti, le scuole, tutte le entità che possono dare una mano ad arrivare al problema e insieme risolverlo. Il fenomeno secondo me c'è sempre stato, quindi non è in crescita. Quello che è in crescita è la consapevolezza del fenomeno. Adesso stanno uscendo tante storie e perché stanno uscendo? Perché se ne parla e questo è anche uno degli obiettivi dell'incontro di oggi. Bullismo e anche il cyberbullismo che è ancora più grave perché avviene in qualsiasi orario del giorno e anche attraverso persone che non conosciamo. La legge 70 del maggio 2024 c'è già che definisce bullismo reato, ma cosa manca adesso? Direi la consapevolezza del problema da parte delle famiglie, da parte delle istituzioni, da parte di tutti in realtà. Deve essere una rete che aiuta chi è vittima a venire fuori. Noi esistiamo come Fondazione Libera dal 2021, ci siamo strutturati come fondazione dopo un lungo percorso con un progetto sperimentale, diciamo così, che si chiama, esiste ancora, Frena il bullo. Dato e assodato che è importante fare informazione, altrettanto importante è fare prevenzione, formazione e adottare tutte quelle strategie di presa in carico multidisciplinare, quindi Fondazione Libera si occupa di fornire un supporto psicologico, legale, criminologico, informatico a tutti coloro che sono vittime o anche autori di reato, questo è importante sottolinearlo, offre tutto quello che è un sostegno e percorsi di sostegno alla genitorialità. Oggi quando parliamo di bullismo parliamo di violenza certamente, ma è una sorta di dipendenza relazionale, quindi occorre agire in maniera coordinata coinvolgendo, anche qualora si dovesse trattare di maggiorenni, anche le famiglie, diventa fondamentale. È un progetto ambizioso quello che portiamo e stiamo proponendo perché si rivolge proprio a chi è già un professionista, è un corso di formazione qualificante, quindi in qualche modo diciamo così, si mostra tutte quelle che possono essere le sfaccettature e le tecniche di intervento rispetto agli episodi di violenza nelle relazioni. È un corso che dura 120 ore, verrà strutturato in modalità videoconferenza, quindi partirà il 26 di ottobre di sabato e avrà una durata di 120 ore su tutto il territorio nazionale, quindi estendiamo un po' a tutti. Abbiamo deciso di rendere questo corso gratuito per tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine, quindi Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato.